Juve nestum sumus post iubunda, juventute post forestam, senectute nos avenitus. Con la tradizionale consegna della gallina padovana Pompetta alla magnifica rettrice Daniela Mapelli si è aperto ufficialmente l'804° anno accademico dell'Università di Padova. Un'inaugurazione, quella nell'aula magna dell'Ateneo del Bo, che avviene in un contesto internazionale sempre più complicato, tra guerre e conflitti internazionali. L'Accademia può fare quello che fa da sempre. L'Accademia attraverso la cultura unisce i popoli, non li divide, ed è il messaggio che oggi trasparirà anche da questa inaugurazione dell'anno accademico. E non è un caso, con noi c'è l'ambasciatore di un paese straniero, abbiamo l'ambasciatore del Messico e oggi vedrete che parleranno dal podio non solo i nostri studenti nazionali ma anche una studentessa che proviene dalla Palestina, quindi con un'apertura veramente internazionale. Presente alla cerimonia anche il presidente del Veneto, Alberto Stefani, che proprio tra quelle aule si è laureato con 110 lode in giurisprudenza. Stefani riporta al centro una questione che tocca direttamente il futuro dei giovani, la cosiddetta fuga di cervelli. Quello su cui ci dobbiamo interrogare è piuttosto come il nostro territorio deve diventare attrattivo perché poi queste esperienze internazionali vengano spese in Veneto. Su questo stiamo lavorando come primo atto che ho fatto da presidente della regione del Veneto, è stato quello di convocare un tavolo con i rettori delle università pubbliche che stiamo via via integrando. Prima stavamo appunto parlando anche dei risultati che stiamo ottenendo in questi giorni per stilare un programma condiviso di attrattività dei talenti che presenteremo nei prossimi mesi. Vi assicuro che sarà un piano importante, significativo anche dal punto di vista delle risorse finanziarie e che darà un segnale molto chiaro a questo territorio. E proprio al governatore Stefani si è rivolta anche la nuova presidente del Consiglio degli Studenti, Paola Maria Bonomo. Colgo l'occasione, presidente Stefani, visto che è qui in platea oggi. Le sue promesse sulla copertura totale delle borse di studio sono cruciali per migliaia di studenti, come lo sarebbero state per me, che l'ho ricevuta in ritardo di 12 mesi, chiedendomi ogni giorno se mollare tutto e se tornare a casa. Perché ormai lo sappiamo, quando in Veneto il diritto allo studio somigli più spesso ad una corsa ad ostacoli che ad un diritto costituzionalmente sancito. Le ricordiamo inoltre che quelle promesse hanno un peso specifico, quello di 348 studenti che solo a Padova stanno ancora aspettando la borsa di studio e dei 1812 che l'attendono da 3 anni.